Tu da cosa fai? Io sto facendo la diretta, penso. Oh, guarda. Cavalcare l'onda dell'entusiasmo dopo tanto tempo ancora senza campo, ma con la stessa volontà di fare bene. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al No Camp di Capaci, provincia di Palermo, Mistral Carini Palermo, seconda giornata del girone A di Serie C1 Sicilia. Il Mistral è tornato in questa categoria dopo una ventina d'anni, è partito anche bene con 2 vittorie tra Coppa e campionato contro Cus Palermo e Palermo 89ers, adesso la terza sfida di fila con una squadra del capoluogo, il Palermo, che al contrario cerca ancora la prima gioia. Si è fatta tra l'altro raggiungere la squadra di Lo Piccolo dal San Vito Lo Capo lo scorso weekend, dopo che stava avanti 2-0. Le due squadre Mistral Carini a disposizione di Vincenzo Giacalone, ci sono Virruso e Calandra per quanto riguarda la porta, dopodiché Brunetto, Giuliano, Restivo, Giangrande, Amici, tornato a giocare sui campi di calcio 5 pochi giorni fa alla Mistral, poi Giangrande con Imperato, Mrir, Argibai e Gianbanco. Palermo invece si presenta a disposizione di Salvatore Lo Piccolo con Lo Buio e D'Antoni per quanto riguarda la porta, dopodiché Anna Loro, Bongiovanni, Daricca, Guerrero, Marretta, Mineo, Rizzuto, Russo, Sgarlata e Tuzzolino. L'arbitro del match è Vincenzo Cambria, assistito da Francesco Suriano. Sono entrambi di Palermo, due tempi da 30 minuti ciascuno. Il calcio d'inizio lo darà il Palermo in maglia rosanero, risponde il Mistral con una maglia rossa, maniche bianche per la squadra allenata da Giacalone. C'è ancora qualche questione da risolvere con l'allenatore appunto della Mistral in campo. Si sistemano le ultime formalità con l'arbitro Vincenzo Cambria. Mistral che ha vinto sia contro Cus Palermo che contro i Palermo 89ers, 2 vittorie su 2. Tanta felicità per questa squadra che è ritornata a calcare questo tipo di campi tutti comodi. Inizia il match, inizia Mistral Carini Palermo. Lancio lungo a cercare alla fine la mano. Si inizia tra virgolette benissimo con Giangrande che ha voluto un po' scherzare sin da subito. Occhio alla verticalizzazione a cercare Vincenzo Darica, giocatore del Palermo tornato dal prestito allo Spes, squadra sempre di Serie C1 ma del Lazio, la prima esperienza all'estero per lui. Giro palla del Mistral ripescato in C1 dopo la finale playoff persa del girone di C2 l'anno scorso contro il Resuttana San Lorenzo. Pallone messo dentro, approvato Capitan Giuliano al top in di prima verso la porta, ma niente da fare. Sgarlata, anticipo di Giangrande su Marretta. Allora c'è il sinistro fuori di Argibai, che il bomber del Mistral Carini ha guadagnato il corner. 5 gol nelle prime 2 partite
tripletta alla prima, doppietta alla seconda. Calcia da fuori invece Giangrande, anche lui è iniziato con tanta carica questo match. Qui sta vedendo il Mistral protagonista. Argibai, pallone di Giangrande, ancora Argibai, vicino a lui c'è Emrir, verso il centro Giangrande, non c'è tanto spazio, ancora Emrir. Argibai verso l'interno, il tocco di Darica ma non è sufficiente per il recupero palla della Palermo. Emrir calcia, deviazione di Darica, calcio d'angolo, resta avanti la squadra di Giacalone. Alessandro, 3! Calcio d'angolo battuto da Argibai, dietro Giangrande c'è Darica, tunnel, può avanzare Darica con tanta freddezza, Verruso tra i pali, attenzione perché la porta è vuota, Darica non segna, poi un doppio rimpallo con Emrir. Darica ha avuto una grande chance, Verruso inizialmente era uscito bene, poi alla fine si è reso conto di essersi complicato la vita. Emrir, pallone basso per Argibai, Giangrande, altro pallone in orizzontale, giocato per i compagni, sempre Argibai. Attenzione alla giocata di Giangrande, sopra la traversa, occasione concreta, più di prima, da parte di Giangrande. Tanti gol per lui con la maglia del Partinico Audace, più di 40, poi ne ha segnati più di 6. Pallone dietro, la parata ancora una volta di Lobuglio all'esordio in stagione. Si prova a gestire il pallone, vicino alla zona di corner, resta avanti sempre il Mistral Carini, che però nei precedenti in svantaggio. 3 vittorie per il Palermo, 2 invece per la squadra a oggi allenata da Vincenzo Giacalone. Pallone protetto da Giuliano, la riceve Giangrande, ancora Giangrande al limite, c'è il sinistro, ha forzato, cercava un buco, lo ha ottenuto ma senza trovare la porta perché era abbastanza pressato. Darica a puntare Argibai, ancora Darica cerca il tunnel, rimpallo non c'è a favore del giocatore rosanero. Argibai, Giangrande, pallone ricevuto da Giuliano, spalle alla porta, Argibai viene fermato lungo la fascia di destra dall'intervento di Scarlata, molto violento verso il fondo, battuta dietro, pallone ricevuto da Emrir. Giangrande, di nuovo Emrir, ancora Giangrande. Emrir, c'è Argibai, invece si preferisce Giangrande, ancora Scarlata in calcio d'angolo. La battuta affidata a Giangrande, Mistral che insiste, vuole il primo gol della partita. Vittoria per 5-2 contro il CUS Palermo, 6-4 contro gli 89ers. Il palo colpito da Giuliano Sottoporta. Avevamo detto del pressing del Mistral, abbastanza evidente il palo sottoporta di Giuliano. Pallone ricevuto. Darica. Il pallone adesso è di Amici.
Argibai nuovamente per Giangrande. Mrir, arriva Amici, ancora Carlo Amici, il sinistro deviato, calcio d'angolo, tantissima esperienza, soprattutto tanti gol con Akragas, Mabonat. Adesso la nuova avventura alla Mistral Carini, pallone dietro sempre per Carlo Amici, chiede la deviazione che c'è. Calcio d'angolo battuto. Argibai a puntarlo, c'è Sgarlata. Amici vuole l'1-2 con Giangrande, non riesce. La battuta del calcio d'angolo, pallone dietro, attenzione però a Gianbanco che ha la meglio, prova a calciare, ad incrociare, la risposta però arriva di Rizzuto. Pallone dietro, Gianbanco. Amici, il Mistral ritorna a far girare il pallone. Accorciamo quando saliamo. Serie di scambi della Mistral, pallone ricevuto da Imperato, pallone dietro, Giangrande, Amici, ancora Amici vicino alla zona del calcio d'angolo, fermato all'ultimo, c'è la rimessa dal fondo. Giovanni prova a giocare il Palermo, vicini al quarto d'ora del primo tempo, sempre 0-0, Mistral che domina, Palermo che cerca di uscire a poco. Mineo, uno dei veterani della squadra rosanero, mette fuori Virruso. Mineo, Rizzuto, adesso Buon Giovanni, scambio l'1-2 con Mineo, non riesce la giocata al Palermo. Giangrande, Amici, l'anticipo però c'è da parte di Rizzuto, poi a terra, dopo il contrasto assieme ad Imperato, vuole giustizia il giocatore del Palermo, ma niente da fare. In mezzo. Su. Danilo. Imperato, bloccato da Rizzuto, c'è il tocco di Imperato per farlo andare fuori. Rimessa per il Palermo, chiede gioco, lo piccolo al suo Palermo. Mineo, Rizzuto, Buon Giovanni non passa, adesso sì, ce l'ha ancora lui, Buon Giovanni cerca di liberarsi del nuovo entrato fiorentino. Amici, lo scatto di Carlo Amici, uno dei suoi colpi in velocità. Siamo messi tre allo stesso lato per parlare con l'arbitro. In mezzo dov'è l'uomo? In mezzo? Si studiano tanto le due squadre nel momento in cui prendono il possesso del pallone in zona difensiva, soprattutto il Palermo, mentre ha avuto più coraggio il Mistral. Torna giù. Alberto, torna giù. Una squadra che torna a calcare questi palcoscenici di C1 dopo tantissimo tempo, dopo tantissimi anni di C2. Attenzione qui con il duello tra Rizzuto riparte il Palermo, attacco su Russo da parte dello stesso Carlo Amici. Scambio tra Russo e Tuzzolino non funziona tra i giocatori rosanero. Troppo alto. Amici, Entra, vice cambia. il varco verso Restivo, sempre di Amici il pallone, è entrato dopo quel momento
fatto giocare molto la squadra, tante opportunità, fallo a terra, c'è finito Rizzuto, intervento di Fiorentino, cambio nella Palermo con l'uscita dal campo di Rousseau, al suo posto è rientrato Darica. Il pallone di Mineo dietro da Rizzuto. Darica, ancora Rizzuto, riceve là vicino Tuzzolino. Pallone in profondità, esce ancora Virruso. Tanti interventi fuori la propria area di rigore da parte del portiere della Mistral. Mineo, passaggio anonimo, alla fine quello che risulta. Si continua a stare sullo 0-0. Attenzione al passaggio, a cercare quasi a trovare Restivo. Nuovo calcio d'angolo per il Mistral. Sta quasi dominando questo match. Argibai imperato verso il centro, la risposta di Lovuio, attacco su Rizzuto da parte dello stesso imperato. C'è il fischio per la punizione in favore del Palermo. Restivo, nuovo pallone ricevuto, passa per finire sul fondo. Manu è là, Manu. Occhio qua là doppio, raga. Tante indicazioni dalle due panchine per risolvere un po' quelli che sono i problemi. Che si vanno a creare all'interno di una partita di futsal, è normale che sia. Argibai, indicazioni, bomber della Mistral alla larga, niente da fare. Marretta, ancora da Ricca, l'attacco di Argibai. Ricca insiste, Mineo a terra. Restivo, il quinto fallo, dice l'arbitro. Mistral che rischia, dunque rientra Capitan Giuliano nella casa Mistral. Attenzione ai palloni di prima giocati dalla Palermo, non vanno. Giuliano deve fermare e ritornare dietro. Argibai, già in grande tensione al pallone per Giuliano, esce Lovuio, la porta è vuota, è tempo per rientrare per il portiere del Palermo. Virruso sbaglia il passaggio per Argibai, regala la rimessa laterale così al Palermo. Tuzzolino, Darica, Marretta, pallone per Mineo, un po' difficile, lo spinge da dietro Restivo, si va avanti con il possesso palla del Mistral. Argibai prova il passaggio in verticale, ma trova l'avversario. Tra Argibai, Restivo verso il centro, il quadrato della Mistral che si vuole concretizzare, deviazione di Tuzzolino su Lovuio. Entrati ormai negli ultimi 10 di gioco. Time out chiamato dall'arbitro. Partita intensa con il Mistral che praticamente domina. Il Palermo ha sofferto tanto nei primissimi minuti, poi c'è stata qualche risposta, qualche tentativo. Ma ancora colpi veri e propri verso la porta. Mineo trova il tocco avversario.
Gira. Andiamo al centro. Daricca prova la giocata, trova però Argibai, rimessa del Palermo. Tante proteste di Argibai, alla fine non aveva capito. Il giocatore a disposizione di Giacalone. Lancio lungo di Lobuio per il suo collega avversario di reparto, Viruso. Stretto da Ricca, siamo troppo in linea. Siamo fermi! Fabio. Argibai si accentra, il sinistro murato stava per trovare quel pallone, la traiettoria verso lo specchio della porta, non è stato così. Non l'aspettare più. Dai. In mezzo. 1-2. Gioca. Tuzzolino. Mineo protegge, alla fine lancia a profondo verso Daricca, l'anticipo ottimo, freddo di Viruso. Brir dietro per Argibai, dall'altro lato c'è Giangrande, calcia addosso però a Daricca. Argibai più spazio rispetto a Giangrande in precedenza, Giangrande se la va a riprendere, calcia, la risposta anche questa volta di Mineo, calcio d'angolo. Palla dietro, sfila, c'è il tiro con scivolata annessa di Mrir. Lancio lungo da Ricca di testa dietro, ma è un regalo per Giangrande che a sua volta la consegna a Mineo. Alzata morbida per Daricca che se l'allunga, non c'è modo però di attaccare più di tanto. Davanti a lui si è trovato Giuliano. 14 secondi. Viruso trova Marretta, però c'è Argibai, Giangrande, c'è il tacco con tunnel al limite, niente da fare. Deve essere una grande azione per il Mistral. Mineo viene murato, sta uscendo ancora di più il Palermo. Però dall'altro lato, in parallelo, il Mistral ha cresciuto di un minimo la propria pericolosità. Marretta scambia con Tuzzolino. Scarlata per Tuzzolino, il passaggio sbagliato da parte di Daricca. Giangrande allarga, Mirer stava trovando Giangrande. Daricca c'è abbastanza libero, la possibilità, poi spuma. Non per Tuzzolino. Giovanni davanti tu. No. Su. Adesso. Argibai reclama il pallone fuori, Scarlata, non è così. Amici, cross deviato nei guanti di Lobuio. Se lo allunga da Ricca, tocco, attenzione Viruso, sempre stopparla con enorme mestiere. Il pallone è uscito. Vieni, veloce. Signori, più veloci, aspettiamo che esce. Cambio nel Palermo. È uscito da Ricca dopo aver messo un po' di pericolosità verso la porta di Viruso. Recupera Scarlata, ancora lui a darla dietro. Marretta, Tuzzolino. È entrato Russo al posto di Daricca. Scarlata prova la girata, non può effettuarla pieno, perde il possesso. Il tocco di Argibai dall'altro lato per dare alla fine la rimessa al Palermo. Attenti! Dai! Secondo forte, Alberto! Marretta, giro palla del Palermo, più presente nella metà campo avversaria. Poi il tiro di Tuzzolino che ha incrociato ma centrale. C'è il fischio da parte dell'arbitro, finisce il primo tempo 0-0 tra Mistral Carini e Palermo. Un primo tempo in cui ha visto il Mistral giocare, dominare, poi il Palermo è uscito a poco fa, ha trovato il primo gol, o meglio la prima occasione ovviamente da gol, con Tuzzolino ha incrociato però sul portiere avversario Francesco Viruso. Noi ci ritroviamo tra 10 minuti circa per la ripresa di questo Mistral Carini Palermo.
per questioni logistiche, questioni di campo, non abbiamo avuto modo di allenarci dentro un palazzetto al momento, perché purtroppo tra Termini dove stanno lavorando e quindi non abbiamo potuto allenarci, e Bagheria che finalmente ci hanno autorizzato a entrare da sabato per la partita contro il Città di Palermo per la Coppa Italia. Stiamo cercando un attimino di fare un po' il possibile per allenarci anche fuori, ma sappiamo che comunque è un altro sport, un altro tipo di allenamento. Sì, la squadra si è preparata bene atleticamente, tatticamente, tecnicamente, e devo dire che stiamo arrivando nel migliore dei modi a questa partita di Coppa di Divisione. Un avversario abbastanza tosto, anche perché già fa la categoria da anni, ci sono ragazzi veterani anche della Serie B, e quindi ci aspetteremo una partita dura, molto dura. Gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Al centro universitario sportivo di via Altofonte si affrontano il CUS Palermo e il Resuttana San Lorenzo in una gara che prende il via dopo il match di andata che ha visto i nero-rosa di Mr. Chinnici avanti di 2 reti dopo i primi 90 minuti, e c'è subito un'occasione per la squadra ospite con il tentativo da parte di Mezzapelle con la palla che però si perderà sul fondo. Grande occasione per il giocatore rientrato a disposizione del Resuttana. Poi l'occasione che potrebbe cambiare il corso della partita. C'è questa giocata sulla sinistra di Undiemi per la palla al centro, fallo all'interno dell'area di rigore per il direttore di gara e calcio di rigore per il CUS Palermo. Dal dischetto si presenta il Baby Taibi che, come 3 giorni prima sul campo del Castellammare, timbra il cartellino, porta avanti i suoi, si riapre improvvisamente la corsa per la qualificazione. Adesso c'è solo un gol da recuperare per i ragazzi di Colombo che insistono ancora con lo scatenato Undiemi sulla fascia sinistra, serie di finte ubriacanti per il giocatore arrivato dalla Juniores del CUS Palermo, tentativo quasi dalla linea di fondo di Scozzari, parata in 2 tempi di Nanni Compagno che sarà ancora impegnato sempre da Scozzari. Calcio di punizione per il CUS Palermo, il tentativo col sinistro, Compagno è sulla traiettoria ma la palla si perde sopra la traversa. Si scuote un po' il Resuttana dopo i tentativi da parte della formazione bianco-giallonera, e allora Corsino arma il piede di Logrande, non perfetto Nasca, e poi il tap-in non è preciso. Occasionissima per il pareggio da parte del Resuttana San Lorenzo, con le immagini offerte proprio dall'ufficio stampa della squadra nero-rosa che ringraziamo. Si parte con la traversa da parte di Mariano Arusa, prima da titolare per il nuovo arrivato a disposizione di Mr. Chinnici, poi Marco Clemente viene anticipato sul più bello. Occasione anche dall'altra parte con una conclusione dalla distanza, la palla rimane lì e ci vuole Nanni Compagno a dire di no al tap-in all'interno dell'area di rigore, azione che poi si spegne. Partita molto bella, molto divertente, qui ci prova Zappulla e la palla che esce davvero di pochissimi centimetri. Nasca era totalmente spiazzato. Intanto con le immagini il calcio d'angolo per il CUS, la palla che arriva corta per Youssef Sherif, conclusione col destro e ancora una volta la manona destra di Nanni Compagno a negare il 2-0 al CUS Palermo, gol che sarebbe servito per pareggiare i conti, e invece dall'altra parte Giampiero Clemente, chi se non lui, al tapin di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, e la rete che vale l'1-1 ed è la rete che forse vale mezza qualificazione in una gara che si stava mettendo male per il Resuttana San Lorenzo che insiste ancora con il suo capitano, diventato anche direttore sportivo nel corso dell'estate, recupera palla, innesca la ripartenza, poi il servizio in profondità, cercare ancora una volta all'interno dell'area di rigore Alfano, e poi la rete del 2-1, siglata proprio da Alessio Alfano, elemento del settore giovanile della Juniores della scorsa stagione per Mr. Chinnici. Non è finita qui però, perché Alfano si veste ancora una volta protagonista, si allunga per arrivare sul pallone, la sfera rimane lì e alla fine Peppe Duro per il tap-in per l'1-3, ormai rottura prolungata per il CUS Palermo. Peppe Duro ringrazia il suo giovane compagno, ma il Resuttana San Lorenzo ha ancora fame di gol, vuole
dimenticare la sconfitta di campionato contro la Parmaval e lo fa anche con il punto dell'1-4 firmato ancora una volta da Giampiero Clemente, 3 gol in 2 partite dopo il suo rientro in campo, e direi che non è di certo una novità. Si conclude con un calcio di punizione debole, sicuramente non la parata più difficile per Nanni Compagno, ma si conclude anche con i 3 fischi del direttore di gara. Vince il Resuttana, anzi stravince contro un Cus Palermo buono per oltre un'ora di gioco. Passa il turno alla squadra nerorosa e dalla redazione di Sportisili è tutto. Alla prossima. Cerniglia che poi aiuta Morana a liberare la minaccia. Matera prova a far partire Lucera in vantaggio omaggio. Lucera però allunga la falcata! È il gol di Lucera, è il vantaggio della Don Carlo Misilmeri. Ottima la combinazione sull'asse Matera-Lucera. Si sblocca la partita in favore degli ospiti e situazione di punteggio che cambia ancora più pesantemente anche in ottica doppio confronto, perché come vedete adesso il punteggio è di 4-1. Del centro scarica sul Matera, sul bello anche fallo. Matera allarga su Lucera ed è 1 contro 1 con Colley. Questa volta però va al cross secca! È il 2-0 della Don Carlo Misilmeri. Ancora una volta protagonista Raimondo Lucera, questa volta con l'assist per Mario Secan. E la rete dello 0-2 che amplia la forbice tra le due squadre. Concialdi dentro, Balistreri a vuoto, poi può rimetterla, anzi no perché viene anticipato. C'è Concialdi, cross deviato sul palo. Poi Secan se la sistema per la rovesciata che diventa buona. Balistreri e la rete del 3-0, il gol di Pietro Balistreri, la prima firma dell'attaccante palermitano con la sua nuova maglia, e anche la rete che porta sul 6-1 il punteggio generale di questo duello. E Don Carlo che chiude in trionfo. Non si ingannano. Ci avviciniamo un pochettino. Però si riscaldano a questo. Si riscaldano il gioco, mette a posto ragazzi. Muovila sempre. Dai. Dai. Secondo tempo. Secondo tempo di Mistral Carini Palermo, è la seconda giornata del girone A di Serie C1 Sicilia di futsal. 0-0 dopo i primi 30, dominio Mistral. Poi il Palermo è uscito nella parte finale della prima frazione di gioco. Mistral che in maglia rossa con inserti bianchi continua a stare nella metà campo rosanera. Attenzione alla doppia deviazione su un altro tentativo della squadra allenata di casa, allenata da Giacalone, ovviamente Biruso e Calambra a disposizione per la porta. Dopodiché ci sono Brunetto, Giuliano Restivo, Giangrande, Amici, Imperato, Mrir, Argibai e Gianbanco. Per il Palermo invece ci sono Lobuio e D'Antoni per quanto riguarda i portieri. Dopodiché Anna Loro, Bongiovanni da Ricca, Guerrero, Marretta, Minori, Zuto Russo, Sgarlata e Tuzzolino. Si riprende a giocare da una rimessa laterale, ovvero una consegna del pallone per il Mistral. Pallone che ritorna.
Sgarlata, eccola qui, la consegna ufficiale. Il problema è che ci sono pensieri differenti. Magari si vuole ricominciare a giocare, magari si vuole riconsegnare il pallone alla squadra che detiene il possesso. La cosa più giusta da fare. Attenzione ad Argibai, il bomber della Mistral, poi ci pensa Amrir da fuori. Pallone sul fondo. Mistral che ha sfiorato il gol più volte, è stato anche un palo colpito. Palermo invece che in porta ci ha provato nell'ultimo tiro del primo tempo con Tuzzolino, una diagonale che ha ricevuto in presa bassa da Virruso, confermato in porta dato Mistral per questo secondo tempo. Dall'altro lato invece c'è Lo Buio all'esordio in stagione, era arrivato l'anno scorso al Palermo ma non ha avuto modo di giocare mai praticamente. C'è un grande Lo Buio, si esalta così. L'opportunità per Giangrande. Attenzione a questo pallone non gestito benissimo da Amrir. Si va dietro da Virruso. Argibai a puntare. Argibai, Tuzzolino, ma finisce fuori. Segui incontro. Sgarlata. Pallone lungo, giocato da Tuzzolino, ma la consegna è per Virruso. Un fallo che non c'è, di partenza nostra. Vabbè, a posto. Dai. 1-0 Mistral, il gol di Giangrande. Così raggiunge Argibai la classifica marcatori di questi inizi di stagione del Mistral. Doppietta per lui sia alla prima di Coppa sia alla prima di campionato. Su un altro gol, così sale a 5 Giangrande. Gol meritato per ciò che ha prodotto il Mistral Carini. Sgarlata. Prezzutto da Ricca con la suola dietro Tuzzolino. Da Ricca a puntare sia Amrir che Hamici. Ancora da Ricca a piccoli passi. Prezzuto di nuovo per Tuzzolino. Si gioca tanto in mezzo alle linee là. Giacalone si infuria con i suoi, pallone dentro, il tocco alla fine per Virruso. Ha rischiato Gianbanco. Sicuramente ha messo un po' di paura al proprio portiere Mistral, che poi non si intende. C'è il calcio d'angolo per il Palermo. Da Ricca lo batte, Tuzzolino da fuori, basso Virruso. Ancora Tuzzolino, si gira Sgarlata, stava compiendo il 3,60 completo, ma è caduto a terra. Comunque il Palermo ha conquistato un importante calcio di punizione. Sul calcio di punizione è arrivato il vantaggio del Mistral Carini. Adesso vuole ottenere lo stesso esito per i rosanero. Tuzzolino. Bravo da Ricca, più stretto. Carlo, passa a sinistra, ancora.
Va Tuzzolino, c'è il destro potente, fuori. Un po' di brividi. Ma ancora un'occasione importante per il Palermo non è arrivata, ci sono stati soltanto 2 tiri in porta, alla fine controllati da Virruso, ma Imperato gestisce il pallone con il rimbalzo invece Scarlatta, tocco fuori di Imperato, comunque rimesso dal fondo per Lobuio, indirizza il pallone, la gestione di Tuzzolino, fuori. Rimessa per il Mistral. Argibai. Pallone alla fine preso da Imperato, si continua a giocare il Palermo. Tarica. Rizzuto, passaggio rischioso per Tuzzolino, ruba però tutto Argibai. Supera così Sgarlata, il tocco sotto, il gol di Argibai. Grande azione, la rete di Argibai, sesto in campionato, 2-0 Mistral. La palla persa da Sgarlata, Argibai l'ha cercato più volte, lo ha ottenuto anche con qualità. Mistral che raddoppia. Dai, dai! Siamo ancora! Vedremo un po' se il Palermo avrà accusato il colpo. Intanto ci prova con questa avanzata, c'è il tiro verso il primo palo da parte di Russo, controllato da Virruso. Ancora Argibai. Imperato. Argibai. Scambio con Amici, ma il pallone esce. Mineo. Pallone di Marretta. Serve dietro Russo. Pallone profondo, ma fuori. Amici. Argibai. Argibai suola dietro. Finisce tutto sul fondo. Altra imprecisione per il bomber della Mistral, che era stato raggiunto da Giangrande. Poi Argibai si è ripreso questo primato. Argibai ancora lui a riprendersi il pallone. Virruso finta su Marretta, tanto rischiosa Argibai. Ancora l'attacco su Mineo contro Imperato, fischio dell'arbitro, il calcio di punizione per il Palermo. Bongiovanni non la prende Russo, ancora Russo cerca di rimediare, il passaggio per Mineo troppo forte sul suo corpo. Probabilmente Mineo aveva pensato un controllo con il petto e un tiro al volo, ma il pallone è arrivato troppo forte. Dall'altro lato Amici, davanti la porta però di Lobuio, alla ricerca della prima gol con la nuova maglia. Carlo Amici, grande fallo. Il tiro di Russo ancora una volta respinto. Mineo gira palla, il Palermo, è difficile una rimonta a questo punto della partita. Time out.
il dialogo di Lo Piccolo con i suoi. Più tranquillo invece Giacalone, giustamente, perché il suo Mistral è avanti, chiede più calma. Signori, non è finito. Va bene, Scusa. Sono loro che devono Ragazzi, appena visto, avvicinarci la macchina, li possiamo. Aretta! Non è finito. Signori, il cambio dopo che visto. Sì, scusi. Dai una nota alla spara. Dai, giochi. Torino e Torino Mourinho. Si riprende a giocare con la rimessa in gioco Francesco. Aspetta, C'è. da parte del Mistral. Occhio, c'è. Vai! Sistemato Fiorentino, allora si va. C'è Verruso che gioca da giocatore di movimento aggiunto. Il tocco di Bongiovanni non è sufficiente, già un grande contrasto, si prende la punizione. Che partita la sua. Tantissime sportellate, soprattutto molte chance punizione Mistral. Da lì circa è arrivato il gol dell'1-0. C'è sempre Giangrande assieme a Imperato, ma proprio quest'ultimo calcia sulla barriera, ovvero su Lobuio. Basta! Vabbè! Palle piedi! Gioca a palla il Palermo. Tanta difficoltà. Barretta dalle proprie linee guida in difesa. Non lo voglio ripetere più. Sì, poi se ne entrano, mi dispiace se spazio sul vedere, signore. Mi perdono, mi dispiace per l'uomo, ma c'è vedere, solo davanti a lei. Si riscalda, si vieni qua. L'arbitro manda letteralmente a sedere i componenti della panchina del Palermo, tra dirigenti e giocatori che non devono entrare. Imperato va verso il centro, c'è il tocco di Darica a concedergli il calcio d'angolo. Pallone dietro, Giangrande. Ancora dietro, palla per Giangrande, diagonale fuori. Sfiora la doppietta. Giangrande adesso è Mineo ad essere attaccato. La pressione di Fiorentina in piena area di rigore, alzata di Mineo, se la allunga da Rica, c'è spazio per il Palermo. Giangrande si mette davanti e risolve. E allora Virruso da libero a servire Fiorentino fuori. Siamo messi male, Da Rica. Nuovamente il Palermo nella metà campo del Mistral.
Tuzzolino non passa il pallone, ci pensa Russo, Marretta per Darica. Esce Virruso, attenzione a mettere il corpo davanti. L'attacco di Tuzzolino ha la meglio il Mistral. Marretta giù dopo la spinta di Imperato. Chiede il quinto fallo per gli avversari, il Palermo. Fermate il gioco. Signore, Non è fallo ma tu dici che non va bene. su Marretta. Ammonito Marco Marretta. Tantissime proteste del capitano rosanero. Hanno costato il cartellino giallo. È il primo ammonito della partita. Allora ti sei fischiato. Ha fischiato che cosa? L'hanno visto tutti. La Palermo reclama troppo questo fallo. Ho fischiato io. È rosa. L'ho visto il fatto male. A fretta anche Marretta. Pallone consegnato al Mistral. Palermo che voleva la punizione. Questo fallo non dato a Marretta. Anche Giacallone alla panchina del Mistral non vuole perdere tempo. Fiorentino verso il centro. C'è Darica da dietro che ha impedito il tiro al proprio avversario. Il pallone giocato da Brunetto. Fallo laterale. Ammonito Lo Piccolo, allenatore della Palermo. Continuano le proteste per il fallo di prima. Non concesso nel calcio di punizione al Palermo. Per questo motivo il gol di Darica ha accorciato le distanze per il Palermo. Il gol di Rapina in area di rigore. Darica cerca il movimento, fallo fischiato. Cartellino giallo per Giangrande. Mistral che ha commesso 5 falli, dunque occhio anche nel rischio di perdere all'ultimo una partita. 5 minuti più recupero. C'è la punizione per il Palermo con Tuzzolino. Scassa la porta, dice Marretta. Tuzzolino fuori alla sinistra di Virruso. Pallone mandato nelle parti di Argibai. Regna l'imprecisione nel mantenere il pallone in campo lungo la linea del fallo laterale. Argibai lungo linea, Giangrande prova a superare Marretta con il tunnel. Darica, Tuzzolino. Questo è un po' il Palermo. Marretta. Ancora Marretta. Ma riesce a girare
per Darica, quasi a puntare Argibai. Tanto Tuzzolino arriva dalle sue parti, Darica c'è il varco per passarla. Tuzzolino, esce anche Viruso, il tocco del portiere dal Mistral, poi il fallo di Russo. Giuliano a terra, punizione per il Mistral. Rientra Mineo in campo per il Palermo al posto. Su. Il centro, Darica. Sì. Dai, senza fallo. Di Russo. Darica, punta Argivai. Ancora Argivai, davanti lo buio, il pallonetto, pallone che non entra. Pallone in fallo laterale, vicinissimo al 3-0 il Mistral. Tuzzolino a terra. Si continua però a giocare Giangrande davanti alla porta. Il tiro di Giangrande fallisce il 3-1. Ancora una volta il Mistral. Occasione sprecata. Soltanto all'ultimo si capirà. La Valenza qui. Darica si mangia il pareggio. Oh signore, tempo! La rilancia di Viruso verso l'altro lato del fondo. Russo. Darica. Reclama il fallo del Mistral, tiro respinto. Ci prova ancora il Palermo con il proprio migliore in campo, Vincenzo Darica. Mineo calcia verso la porta, risponde l'altro 12 amici. Marretta resiste alla marcatura di Argivai. Mineo dietro. Sono stati dati 2 minuti di recupero, stanno per scadere. Pallone lungo, linea passa con Giangrande a terra. Rimane a terra il giocatore del Mistral, ammonito Viruso per proteste, voleva il calcio di punizione per la sua squadra, anche se il pallone è finito sul fondo. Mancano 20 secondi da giocare, potremmo dire effettivi, perché l'arbitro li conterà dal momento in cui il pallone viene giocato. Viruso, palla a schiacciare. Giangrande supera Mineo amici, pallone in fallo laterale. Ci potrebbe essere tempo per una nuova avanzata del Palermo che sta andando all'assalto. Ufficiale, il Mistral batte il Palermo 2-1. Questa seconda giornata di campionato, una partita dominata per la maggior parte del primo tempo dal Mistral. Il Palermo è uscito meglio nella ripresa. Il gol di Darica che ha dato speranza ai rosanero. Per il Mistral ha segnato Gianbanco su punizione, poi la rete di Argivai, un tocco morbido che ha battuto così lo buio all'esordio in stagione. Palermo che ancora non riesce a ottenere il primo successo della stagione. Sono 2 sconfitte e un pareggio nelle prime 3 tra campionato e Coppa. Il Mistral invece fa 3-3, ha battuto 3 squadre di Palermo, il CUS, gli 89ers e la squadra rosanero del Palermo. Fatto tris, inizio da sogno per il ritorno del Mistral Carini in C1. Palermo che deve ancora aspettare la prima gioia stagionale. Palermo che dopo questa partita andrà a giocare contro l'Isola in casa. Ci sarà anche la sfida in casa contro il CUS Palermo per quanto riguarda il quadrangolare 3 della fase gironi di Coppa Sicilia di Serie C1, mentre il Mistral andrà in trasferta a giocare la prossima in casa dello Sporting Alcamo. Poi queste 2 squadre si riaffronteranno in Coppa sempre per il quadrangolare 3 della fase gironi sabato 15 ottobre alle ore 17 in casa però
del Palermo. È tutto dal No Camp di Capaci, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci. Perché il gioco qua, non mi ammetta, devi andare